Allora, amici bellini, che so sti capelli, non si capisce, un poco strano, la calamma. Ma comunque, io non so manco la formazione, pensate come sono fuori fase, non abbiamo fatto il giochino, non so niente, quindi sarà tutta una sorpresa. Perché? Perché ho fatto gli gnocchi alla sorrentina. Lanciamo il filmato. Gnocchi alla sorrentina, appena sfornati. Mamma mia, look at that, mamma mia. It's so beautiful. I cannot even believe that. That's for the picture. That's just for the picture. Ma al di là delle mie imprese culinarie, ci vediamo di battere la Roma perché è importante. È successo un po' di tutto, nelle ore precedenti. Il Genoa che ha agguantato il pareggio all'ultimo a tutto con un rigore. L'Inter che ha perso. Mamma mia. Il Verona ha perso, roba che nessuno si aspettava. L'Atalanta continua a vincere. La Fiorentina batte il Parma. Beh, Ronami, quante Zego vicino a Insigne. Vedete com'è diversa il metro di giudizio. Doveri, anche se quelli davano un pugno, solo richiamo. Rocchi già cacciato 2 cartellini in 8 minuti al primo fallo di entrata. Ah sì? Lo sai dove la trovi la Garofalo? Vabbè, Callecon, sto guardando la partita. La Garofalo praticamente di fronte al pane, sulla sinistra, superi le insalate. Attenzione! Abbiamo Ruiz! No! Cazzo! Infatti. Non è il reparto dove sta Lori. In questo reparto qua ci sta un po' di roba mischiata europea. A cazzo infame! Bravo Demme! Lorenzo, male. È buono! Ma come hai fatto? Come hai fatto a perdere tutto quel tempo e non tirare? Dai, porca puttana! No! Cazzo, no! No. Subentra Mario Demme. Diego Demme, no Mario Demme. Mario Demme non esiste. Poi al volo prova Demme. Bella giocata di Mario Demme. Ancora Mario Demme. Si chiama Diego. Mario Demme. Insiste su Milik che cerca di Milik si oppone a Lopez. Prova il tiro, palla sul secondo palo. Madonnami. No. Quasi a fondo. Ah, mo Diego Demme. Sul secondo palo è un tiro. Un poco ammazza. Beh, certo, venire ammonito quando non lo tocchi proprio. Cioè, quello non hai toccato niente e quello vola a terra. Serpente danneggia, ma tu stai volando. Ti stai buttando. Ah, già, basta l'intenzione del fallo. Pellegrini osserva il momento di Zappacosta, poi non si fida e torna da Mancini. Funziona ancora? Bello. Cazzo. È buono. Sì! Ha fatto cacchi da buono. Eccolo là. Col parte il tiro, ma che facciamo? Uno tira. Allora, adesso ci concentriamo perché gli amici vengono a trovare con le fidanzate e va bene tutto. Per adesso ci dobbiamo un attimo concentrare perché il ritmo è blando e io mi annoio e la colpa è nostra. Bravo Culi. No, Ruiz lezioso. No. Meno male, Maximovic. C'è. Ah, tirato! Pure buona scelta perché c'era un macello nella mezza. Anche se la metti in mezzo forte. Lo botta. Lo serviamo un po' a Lozano, che poverino. Non ci hanno dato un pallone. Dai, in questo fazzolettino di sfaccimma avanzato. E guarda. Tira forte! Bravo! Sì! Così! Esattamente! Azzo, un protocollo, mo se avesse pigliato questa esultanza caro, tutto quello che abbiamo visto. Vabbè, foglio protocollo. Buono! Si prende il più anche Lozano qua. C'è! Così! No, veniva da dietro! Le linee, tracciate le linee. Si vedeva anche a occhio nudo, bisogna essere onesti. Era dietro rispetto a Koulibaly, per questo pensavo. Ma che facciamo? Una cosa è che tu vai in freva quando stiamo perdendo, ma qua non la devi staccare prima. Forza.
parato Paul Lopez per la cronaca. Palla in mezzo, il colpo di testa. Bravo Meret, bravo, ehi, bravissimo, statene là. Va bene, tutti a casa, bene un bel tè caldo di quelli che si prende l'Atalanta. Che si offendono. Allora, interessante. Sarà difficile fare le pagelle qua, perché più o meno si intercambiano e non è facile. Ma prima della breve analisi, piccolo spazio di pubblicità sul fluido.net, in attesa che possa mettere in produzione le magliette che ancora sono in ritardo. La tazza la conoscete, ma ho creato le cover per iPhone, tutti i modelli, ragazzi, tutti i modelli possibili. C'avete il 6, c'avete l'SE, c'avete l'XR, tutti quelli che c'avete sono bellissimi, credetemi. Io feci la cover con gli occhiali, questa qua, e sono veramente durevoli e belli, devo dire la verità. Se vi interessa andatevi a fare un giro. Ma a prescindere da tutte queste cose qua, l'analisi è presto che è fatta. Dominio totale del Napoli a bassi regimi, nel senso che non siamo più abituati, cioè eravamo abituati un pochino a un'intensità un po' più alta, e non so se è stata la sconfitta con l'Atalanta che ci ha un attimo abbassato i livelli di intensità, oppure semplicemente gli impegni si fanno sentire e giocare ogni 3 giorni fa cover, cioè c'erano 90 gradi Fahrenheit anche a Napoli, anche di sera, e quindi non era facile, e quindi sembra che il Napoli l'abbia gestita. Io ero un pochino insoddisfatto nel primo tempo, però evidentemente era una questione di gestione. Il Napoli, come bene o male ha sempre fatto, gestione nel primo tempo, capì qualche accelerazione ma senza esagerare, e poi dopo nel secondo tempo con i cambi arriva più freschezza, la gamba frizzantina di Mertens, di Lozano, la sostituzione di Elmas era nell'aria, quindi, e poi si è risolto. Ma veramente dovremmo essere soddisfatti, prima di tutto perché il migliore in campo è indubbiamente Paolo Lopez, non so manco come si chiama, il portiere della Roma, che ha parato l'impossibile. Meret un tiro ha subito, quello di Mkhitaryan, che ha inventato un gollazzo, che ha beccato l'angolino, e poi un colpo di testa controllato bene, insomma vedo le mie cose. Magari non so se magari la pagella viene domani o dopodomani, la facciamo con calma. Cerchiamo di fare il video di pagella con poi il giochino per la prossima formazione, vediamo un po' di gestire le due cose. Intanto la cosa che volevo sottolineare è che la catena di sinistra ha funzionato molto bene. Insigne ispiratissimo, Mario Rui molto bene, col piede caldo, con i cross ben fatti, e Zielinski in crescita costante, veramente in crescita costante. Koulibaly ha gestito bene le cose che doveva gestire. Dall'altra parte non proprio, dall'altra parte non mi ha soddisfatto Di Lorenzo, non mi è piaciuto tantissimo Manolas, ha rischiato abbracciando un po' Dzeko. Callejon al solito lavoro prezioso, sì, ma capite, ma sotto porta devi essere più freddo. Non parlo nemmeno del colpo di testa, perché là gli è sbattuta proprio in faccia, è arrivato una frusta. Il colpo di testa di Milik sulla traversa gli arriva proprio in faccia, non è quello, ma è quando Insigne lo ispira e là un controllo e devi tirare a incrociare, invece ha fatto 2 controlli, là mi incazzo, perché là dai. E poi l'esultanza anche polemica sul gol, non lo so, a testa alta, Mario Rui, non lo so, vorrei approfondire questa cosa. Se ne sapete di più fatemelo sapere nei commenti, ma voi commentate, voi siete bravi, voi mi fate sapere tutto quello che c'è da sapere. Per il resto Milik mi è piaciuto nel primo tempo, ha avuto le sue occasioni, è stato partecipe, non è stato straordinario. L'impatto di Mertens è stato migliore, non c'è niente da dire, e lo sappiamo che è così. Milik pare che sia della Juve, ho fatto anche una live con 3 youtuber juventini dove abbiamo parlato di tutta questa roba qua. Lo youtuber si chiama Solo Mondo Calcio, e potete andare a vedere se vi va. E praticamente la situazione è un po' questa, oramai è andato, noi dobbiamo guardare al futuro. E poi gli ingressi, Lozano è entrato abbastanza bene, frizzante, non ha avuto molte occasioni, però ha partecipato alle manovre. Lobotka così, è entrato bene Maksimovic, devo dire la verità.
E per il resto un buon impatto di Dem e Insigne sugli scudi, è quello che ha tenuto il primo tempo, in apprensione la difesa della Roma e nel secondo tempo l'ha chiusa, quindi molto 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 bene sotto questo punto di vista qua. Mi ritengo soddisfatto, era importantissimo rialzarsi dopo la batosta con l'Atalanta perché non ci stavano, quel 2-0 non ci sta, vista la prestazione, viste i valori in campo, lo sappiamo, l'Atalanta vive di questi strappi e poi gli va bene. Non bisognava fare drammi ed è giusto adesso che il Napoli si riprenda, si rialzi e ci facciamo questo campionatuccio. Mi piace, abbiamo agganciato la Roma. Guardiamo un attimo la classifica. Quindi guardando la classifica adesso è piccolina, ma insomma voi sapete di quello che si tratta. La Juventus se n'è completamente andata, possono già festeggiare lo scudetto. Adesso la Lazio sta là, ma l'Inter non la insidia, è più l'Atalanta che sta insidiando l'Inter a un punto, mentre il Napoli aggancia la Roma, si ributta il Milan dietro che clamorosamente aveva fatto i 3 gol con il ritorno di Ibrahimovic, che è interessante, e il Verona perde terreno perché ha perso clamorosamente. Il Bologna vince con la Lazio. Queste sono quelle cose incredibili che succedono solo in Serie A. È incredibile a dirsi, il Brescia supera la SPAL in questo mini campionatino che sta succedendo qua sotto, e per la retrocessione il Genova riesce a fare quel punto che tiene il Lecce più indietro, però non so nemmeno quanto meritato. Beh, alla fine sarà un poco di apprensione fino alla fine per la lotta per non retrocedere tra Lecce, Genoa, Torino e Udinese e Sampdoria. La Fiorentina forse si è tirata fuori. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Iscrivetevi al canale se l'avete vista tutta quanta questa reazione, più video eccetera eccetera. L'hashtag è ovviamente Mario Demme, non c'è dubbio, oppure se preferite gnocchi alla sorrentina, perché è stata una cosa straordinaria. Ho seguito una ricetta, non ci potete credere, di Giada De Laurentiis, e voi se cercate Giada De Laurentiis su internet, gnocchi alla sorrentina, vedrete questa gnocca alla sorrentina con la maglietta del Napoli. Si chiama De Laurentiis perché è la nipote di Dino De Laurentiis, la cugina di Luigi, e quindi voi sapete, ed è famosissima qua. Forse ne abbiamo già parlato, ma sono discorsi che lasciano il tempo che trovano.